Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Sto facendo l'intro di questo video all'interno della mia macchina perché dovete sapere che è la terza volta in un mese che cerco di registrare lo stesso dannatissimo video e ogni volta sorge un problema. La prima volta ero da sola e la memoria della telecamera ha deciso di fare i capricci e ho perso tutte le riprese dalla prima all'ultima. Quindi sono tornata una seconda volta col mio cameraman di fiducia, Tommaso. Le riprese sono inascoltabili per via del vento. Ed è per questo che sto facendo l'intro in macchina, perché sinceramente sono stanca e non voglio dover rifare questo video una quarta volta. Quindi, vi dicevo che c'era vento, sapete perché? Perché oggi andremo ad esplorare un posto abbandonato che si trova su un fiume. Esploreremo l'idrovia abbandonata di Vigonovo, in particolare le chiuse appunto che delimitano l'idrovia. Un'altra parentesi prima di iniziare con l'esplorazione vera e propria. Dato che l'altra volta sul video del seminario molta gente a quanto pare l'ha presa molto su personale il fatto che io abbia dato un'informazione errata, ovvero avevo detto che il seminario era stato abbandonato a fine anni 90, ok? E tutti sotto a correggermi nei commenti, no ma guarda che è stato abbandonato nel 2002, nel 2002, nel 2002, va bene ragazzi. Ok, scusate, non volevo fare cattive informazioni a nessuno e quindi per questa volta mi sono preparata e ho fatto le mie ricerche e la mia fonte ve la metto proprio qui accanto così potete leggerla anche voi e si tratta del sito del signor Emanuele Martino che ringrazio. Ma dato che sono leggermente e che l'altra volta appunto tutti a commentare oh no l'anno è sbagliato, ho deciso di fare un'altra cosa perché non vi rivelerò quando è stato abbandonato, costruito e poi abbandonato questo posto e se volete proprio scoprirlo, beh o vi affidate alle vostre intuizioni e cercate di scoprirlo esplorando con me il luogo abbandonato così magari capirete che si può anche sbagliare certe volte oppure aspetterete la fine del video perché lo dirò appunto soltanto alla fine. Bene, allora direi che è abbastanza parlare per questo video, io direi che allora si può partire ad esplorare. Buonasera signori. Buonasera. Quello è il nostro obiettivo. Wow. Hai preparato la busta con i diritti d'immagine? E allora il piano per oggi, come per le altre due volte, è la terza volta che provo a fare questa cosa. Voglio salire fino là in cima, scala, 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 come se fossi tipo al quarto piano e fare una panoramica da lì al centro. Ok? Hai Ci chiesto state? l'autorizzazione al comune? Non scoprirmi così. Ok, ora basta, ora basta, ora basta, ora basta, ora basta. Wow. Devo ammettere che c'è un bel panorama. Ogni volta che salgo qua sopra mi piace un sacco. Ricky! Ok, perfetto, siamo sotto le chiuse e mi dispiace per i rumori in sottofondo, ma come avete visto c'è la strada qui, quindi si fa quello che si può. Purtroppo non ho un microfono ancora, però è questione di tempo. Allora, la prima cosa che si può vedere è questo edificio che appunto è accanto alle chiuse e come vedete non è affatto messo in buono stato. È chiaro che hanno cercato di chiuderlo con questa grata, ma insomma qualcuno si è ingegnato e sono già stata qua dentro, ma vi assicuro che a parte escrementi animali e non solo, ok, e dirò solo questo, non è rimasto praticamente più nulla. Insomma si sono portati via tutto, non c'è veramente più niente e al piano di sopra ci sono soltanto alcuni graffiti, spazzatura e praticamente nient'altro davvero. C'è un armadio rovesciato, vediamo se si vede, eccolo là sopra, cioè non un armadio, sembra quasi tipo una sorta di centralina, però non è rimasto neanche un pulsante. Comunque come vedete c'è anche una sorta di percorso naturalistico e vi mostro un'altra cosa. Che state ammirando? Davide, ti chiedi mai come accidenti fanno a fare questi graffiti qua? Cioè si calano? Sì, l'ho visto fare. Ma leghi una corda qua e devi avere molta fiducia in te stesso che non cadi. sul serio? Sì, tutto qua? tutto qua. Non ci credo. È proprio la sicurezza al primo posto. Esatto. No, che a parte che se cadi poi se c'hai la corda vai a sbattere addosso al muro.
Abbastanza, cioè, Se ti va bene, perché se non ti va bene vai diciamo in acqua che a se morire. sopravvivi alla caduta, secondo me l'acqua non ti fa altri favori, è veramente sporca. Oltre che da correre in casa a lavarti. Esatto. Comunque questo è il lago Non che ne vale la c'è. pena. Questo è il lago che c'è dall'altra parte delle chiuse. E secondo me quei tubi là in fondo, se non erro, lo collegano direttamente al fiume che c'è dietro l'argine. E sì, quindi insomma l'acqua non è esattamente stagnante, ecco, così come non lo è in idrovia, anche se è un canale chiuso, non è un vero fiume. Posso notare le scale come una piscina? Sì, proprio. Guarda, io mi calerei decisamente da qui, fatto apposta. Tiri su dopo. Eh. È un po' alta però. Comunque un'altra roba che mi fa abbastanza schifo è che è diventato, c'è una piccionaia, ci sono solo escrementi qua dentro di piccione. Sì, ma è completamente, ma l'hanno preso veramente solo gli animali. Questo è l'altro lato delle chiuse e appunto da qua inizia il canale, in fondo ci sono le passerelle che ora non si vedono, la strada per arrivare a Vigonovo. Un tronco, giuro che 2 settimane fa non c'era, quindi questa è una cosa nuova. È tutto in stato di abbandono. Allora, l'ultima volta che sono venuta qua avevo controllato se si poteva salire da queste scale, ma allora diciamo che il segnale che ci siano così tanti arbusti è segno che la gente non ci passa. In ogni caso appunto ho controllato, c'è una grata che blocca le scale, blocca il passaggio qua, quindi è impossibile salire e l'unico modo per accedere è dall'altro lato. Che schifo, è pieno di piume e di piccione. Te dici? Guarda, c'è un uovo. Ok, altre scale. Va bene, adesso la nostra sfida è andare là sopra e voglio fare una super ripresa del panorama da quella passerella lì. Fate i pali. Ok, si inizia la scalata. Ok, allora qui è chiaro che qualcuno ha tagliato il passaggio. Ci tengo a precisare che non siamo stati noi, perché io esploro quanto volete ma non danneggio le proprietà altrui e su questo sono irremovibile. Se si può passare si passa. Grazie Ricky, grazie. L'habitat naturale. Questo se non erro era il contrappeso per le chiuse. È tipo pieno di cemento mi sa dentro. Avevo provato anche a salire là, però mi sembra troppo instabile. Si è mosso quando sono salita, quindi Ma instabile non direi, cioè magari si muove. guarda già qua. Ok, siamo all'ultimo piano, stiamo cercando di fare in fretta per non essere visti. Oh. Ok ragazzi, I cavi. chi va? No, no, ce la faccio. Volete passare o vado solo io? Ok. Non siamo decisamente i primi. È assurdo pensare che qualcuno faccia festino qua sopra. Ci regge entrambi secondo te? Cosa? C'è un riferimento a Edo. Cioè? Gnotti, gay. Non ci credo. Sta marcendo ogni cosa, tra il guano di piccione, non so, vomito di ubriaconi. Chi diavolo viene a bere qua sopra? Oh, Guarda, ci sono i piccioni. È territorio loro. Porco! ti ricordi? Oh! La città Edo. La città Edo. Una città Edo. In questo posto. Missione breve, missione perfetta. Ce la fai Davide? Di qua non passo, forse. Non Tranquillo. inquadrarmi mentre faccio queste cose che non passo. Dai, poi le cancello, ho promesso. There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so fast.
Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi. Ringrazio tutta la mia crew, un po' improvvisata però fantastica, che mi ha aiutato a fare il video. E se volete cercarmi sui social sono tutti qua sotto. Tutti qua sotto. TikTok, Instagram, Facebook, quello che volete, esatto. Maledette morto. Twitch no. Twitch non ancora. No, non si Non sei al passo con TikTok, TikTok lasciate stare perché è una schifezza. 2005 overpower. Va bene ragazzi, allora io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!